Benvenuti al Palalupe di San Martino di Lupari, 12ª giornata di andata del Serie A1 femminile targata Tech Find. Vediamo proprio la palla 2 alzata, che sta per essere alzata in questo momento, con la palla in lunetta, lo scarico per il tiro da 2 punti di Arado che sbaglia, ma Kostowitz con la specialità della casa sbaglia la conclusione, rimbalzo controllato da Turcinovic che lancia il contropiede di Conte. Diciamo che è riuscito a imbastire molto bene qui, errore difensivo, dentro fino in fondo Turcinovic a sbagliare, ancora Kostowitz con rimbalzo offensivo, la palla fuori per Conte che si alza da 3 punti con situazioni di aiuto e recupero molto efficaci. Qui Dedi contemporaneamente Campobasso sta giocando. Conte ancora col palleggio vivo, 7 secondi da giocare, dovrà forzare Conte in 1 contro 1, bellissima finta, poi il tiro e con l'aiuto del ferro per Mirastova che va in angolo per il tiro a 3 punti di Trimboli, molto spazio ma sbaglia. Però il rimbalzo offensivo e l'extra possesso per le Lupe con la palla sul lato opposto, poi per Moriso che fa 2-3 finte, poi prende il palleggio, arresto e tiro. San Martino ha fatto un cambio e sul cambio Vente si è trovata fuori dall'area dover... Eccolo qui, appena detto. Che ha la gran mano da fuori e da 3 punti e finora... interessanti le due situazioni di 1 contro 1, intanto bel canestro di Dedic, diversa anche nella difesa, nella parte difensiva della tradizione. E qui l'1 contro 1 che sta facendo un grandissimo lavoro in difesa, e dall'altra parte Quiñones però a sbagliare la conclusione. Dedic ha fatto troppa fatica. Qui l'1 contro 1 da parte di canestro Mistinova, del sorpasso di Mistinova che arriva nel mezzo angolo, è il suo tiro questo di Dedic, lo sbaglia in questa situazione, ma il rimbalzo lungo ancora per un extra possesso consegnato per da lì, arriva il blocco di Arado ancora, Kostowitz anche qui sospetto il braccio esterno di non riuscire a fare le solite cose, anche qui rischio di palla persa, la palla torna nelle mani di Trimboli che si prende il palleggio, arresto e tiro, ancora Quiñones a giocare l'1 contro 1, lo scarico sotto per Kunai che di mano sinistra a pingere in transizione, ma rientra bene Campobasso, la palla a Kostowitz che riesce a transizione, prova a correre di nuovo, attenzione a Turcinovic che va da lì che e si prende il palleggio, arresto e tiro, e sul lato destro del campo la penetrazione, lo scarico fuori per Kaceric che si alza da 3 punti, Trimboli che parte centralmente, tiene bene però la difesa di San Martino, ancora il cambio, Turcinovic che cerca ancora da lì col palleggio vivo a prendersi l'arresto e tiro da 2 punti, tante volte l'anno scorso qui in maglia San Martino, qui bellissimo canestro, non viene esplorato però il mismatch, ancora Mistinova a prendersi il passo e tiro, l'aveva vista toccata anche secondo me, qui si prende il palleggio, arresto e tiro da 3 punti, Francesca Russo in questa azione è riuscita a portarsi meglio, qui la palla fuori per Conte che può prendersi il tiro da 3 punti, arriva il blocco di Kostowitz, ancora Conte a giocare l'1 contro 1 fino in fondo a cercare l'appoggio di Tabellone, Dedic chiusa bene da Russo, ancora l'1 contro 1 di Dedic, prova a metterci le mani Russo di andare sul lato di Dedic, la palla dentro poi per la lunga che viene persa perché San Martino sceglie di attaccare e altro recupero da parte di Campobasso e il contropiede col canestro di Kaceric, portarsi sul lato destro, il blocco con Quiñones, dentro la palla per Quiñones, bellissima, scatta il raddoppio, arriva Turcinovic, la palla nell'angolo per Mistinova che può chiudere la partita col tiro da 3 punti. Sbaglia il tiro da 3 punti, Conte, rimbalzo di Kostowitz che allo scadere del quarto realizza il canestro da sotto, però finisce così a San Martino di Lupari. Allora la 12ª giornata di Serie A1